Non detto che spostarle tutte. O no? Perché qua non potevo metterlo. E vabbè, mettiamo in fondo là. Ecco, visto? Ciao Lara. Ciao. Una sì. Guarda come dietro che le fai. Stava qua. No. No, non lo faccio più. Vedo come mi qua dietro. A posto, guarda adesso.
Vabbè, sei in streaming? Volevo provare ad attaccarlo col mio, Adesso questo... Ti sento qualcosa da me? No, dei quick time, soprattutto. Non so buono fare il loop perché gira le immagini dopo. Adesso devo scaricare il coso, vediamo se me lo dice. Non so buono trovare il loop. Va bene. No, perché mi serve lì dopo, quando chi finisce di parlare, siccome la Maria che ha fatto il video, viene fuori la foto di Lucio, quello che ti hai visto HT, penso. E ora che lo faccio girare senza audio, e intanto gira le immagini, che dovevo fare il loop. Aspetta che viene fuori a me. 22. Allora, adesso provo. Eccolo qua. No, anche qui no. Bene, prima che ho visto ripeti, cazzo. Cos'è? E chi? Davanti agli occhi. Chi? Ah, dai, lo ripeti. No, funziona bene anche questo. Sì. Logico che sarà un ritardo di... Ah, beh, di qualche secondo. Che bello, ritorno nel futuro! Che figo! Te vedi? Ma che figo, adesso arriva Lenny, adesso dopo arriva Lenny. Va, Lenny, riesco a fare. No, guarda, te vedi. Vediamo il passato. Ah, deve... Cosa? Differita. Aspetta un attimo che capisca come ricaricare. Devo fuori però è io. Adesso non si niente.
Diciamo sì. E tu visto siamo. Non si è visto con quello che hai fatto, figata! Indifferita. Ecco, guardate, sì, lì. Non se ne ha passato. E buona. Allora, tira scritta te che no? Sia a posto. Guarda che avevo fatto il video ma non ci senti neanche lui. E avevo cominciato a fare. Passa avanti per vedere. Avevo cominciato a fare il video nuovo. Non so, è morto il telefono. Però bisogna che carica. Sì. Poi la spina è anche nel cavetto. Cazzo, ottimo. Sta che è tutto, perfetto. Ora si vede la spina che attacco da qualche parte. Bisogna che ti attacchi già. Questa è stata la prima cosa.
fatto su Carona e Vale e dopo Sommi che... no, io non posso finire, dopo non posso finire, non so, mica che è bene. Mission Veneto. Mission Veneto. Mission Veneto. Mission Veneta. Mission Veneto, sono fiero di essere veneto. Mission Veneto. Sono Veneto, e anche del Mi sono Veneto. Mission Veneta. Non sono italiano, sono veneto. Sì, Mission Veneta. Tutti veneti. Mi son Veneto. Mi son veneto. Mi son Veneto. Son Veneto. Mi son Veneto. Siamo un Mission Veneto. Mi son Veneto. Mi son veneto. Mission Veneta. Mi son Veneto. Mission Veneto. Mi son Veneto. Mi son Veneto. Mission Veneta. Mission Veneto, sono fiero di essere veneto. Mission Veneto. Sono Veneto, e anche del Mi sono Veneto. Mission Veneta. Non sono italiano, sono veneto. Sì, Mission Veneta. Veneti, eccoli qua. Tutti veneti. Mi son Veneto. 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 Siamo un Mission Veneto. Mi son Veneto. Mi son veneto. Mi son veneto. Mission Veneta. Mi son Veneto. Mission Veneto. Mi son Veneto. Mi son Veneto. Mission Veneta. Mission Veneto, sono fiero di essere veneto. Mission Veneto. Sono Veneto, e anche del Mi sono Veneto. Mission Veneta. Non sono italiano, sono veneto. Sì, Mission Veneta. Veneti, eccoli qua. Tutti veneti. Mi son Veneto. 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 Siamo un Mission Veneto. Mi son Veneto. Mi son veneto. Mi son veneto. Mission Veneta. Mi son Veneto.
Miso Veneto. Mi son Veneto. Mi son Veneto. Io sono veneta. Mi son Veneto, sono fiero di essere Veneto. Miso Veneto. Sono Veneto, e anche di Mi sono Veneto. Io sono veneta. Non sono italiano, sono Veneto. Sì, mi son veneta. Veneti, eccoli qua. Tutti veneti. E anche io. Mi son Veneto. Mi son Veneto. Mi son Veneto. Mi son Veneto. Mi so Veneto. Mi son 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 veneta. Mi sono Veneto. Miso Veneto. Mi son Veneto. Mi son Veneto. Io sono veneta. Mi son Veneto, sono fiero di essere Veneto. Miso Veneto. Sono Veneto, e anche di Mi sono Veneto. Io sono veneta. Non sono italiano, sono Veneto. Sì, mi son veneta. Veneti, eccoli qua. Tutti veneti. E anche io. Mi son Veneto. Mi son Veneto. Mi son Veneto. Mi son Veneto. Mi so Veneto. Mi son 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 veneta. Mi sono Veneto. Miso Veneto. Mi son Veneto. Mi son Veneto. Io sono veneta. Mi son Veneto, sono fiero di essere Veneto. Miso Veneto. Sono Veneto, e anche di Mi sono Veneto. Io sono veneta. Non sono italiano, sono Veneto. Sì, mi son veneta. Veneti, eccoli qua. Tutti veneti. E anche io. Mi son Veneto. Mi son Veneto. Mi son Veneto. Mi son Veneto. Mi so Veneto. Mi son 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 veneta. Mi sono Veneto. Miso Veneto. Mi son Veneto. Mi son Veneto. Io sono veneta. Mi son Veneto, sono fiero di essere Veneto. Miso Veneto. Sono Veneto, e anche di Mi sono Veneto. Io sono veneta. Non sono italiano, sono Veneto. Sì, mi son veneta. Veneti, eccoli qua. Tutti veneti. E anche io. Mi son Veneto. Mi son Veneto. Mi son Veneto. Mi son Veneto. Mi so Veneto. Mi son 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 veneta. Mi sono Veneto.
Miso Veneto. Mission Veneto. Mission Veneto. Miso Veneta. Mi son veneto, sono fiero di essere veneto. Miso Veneto. Son Veneto. E anche te. Mi son Veneto. Miso Veneta. Non sono italiano, sono veneto. Sì, mi son veneta. Veneti, eccoli qua. Tutti veneti. Io e anche io. Mi son Veneto. Mi son veneto. Mi son Veneto. Mi son Veneto. Mi so Veneto. Mi son 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 Veneta. Mi son Veneto. Miso Veneto. Mi son Veneto. Mi son Veneto. Miso Veneta. Mi son veneto, sono fiero di essere veneto. Miso Veneto. Son Veneto. E anche te. Mi son Veneto. Miso Veneta. Non sono italiano, sono veneto. Sì, mi son veneta. Veneti, eccoli qua. Tutti veneti. Io e anche io. Mi son Veneto. Mi son veneto. Mi son Veneto. Mi son Veneto. Mi so Veneto. Mi son 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 Veneta. Miso Veneto. Mi son Veneto. Mi son Veneto. Miso Veneta. Mi son veneto, sono fiero di essere veneto. Miso Veneto. Son Veneto. E anche te. Mi son Veneto. Miso Veneta. Non sono italiano, sono veneto. Sì, mi son veneta. Veneti, eccoli qua. Tutti veneti. Io e anche io. Mi son Veneto. Mi son veneto. Mi son Veneto. Mi son Veneto. Mi so Veneto. Mi son 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 Veneta. Mi son Veneto. Miso Veneto. Mi son Veneto. Mi son Veneto. Miso Veneta. Mi son veneto, sono fiero di essere veneto. Miso Veneto. Son Veneto. E anche te. Mi son Veneto. Miso Veneta. Non sono italiano, sono veneto. Sì, mi son veneta. Veneti, eccoli qua. Tutti veneti. Io e anche io. Mi son Veneto. Mi son veneto. Mi son Veneto. Mi son Veneto. Mi so Veneto. Mi son 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 Veneta. Mi son Veneto.
Miso Veneto. Miso Veneto. Bison Veneto. Miso Veneta. Mi sono veneto, sono fiero di essere veneto. Miso Veneto. Sono Veneto e anche mi sono Veneto. Miso Veneta. Non sono italiano, sono veneto. Sì, mi sono Veneti, eccoli qua. Tutti veneti. Io e anche io. Mi son Veneto. Mi sono veneto. Mi a son Veneto. Mi son Veneto. Mi sono Veneto. Miso Veneto. Miso Veneto. Bison Veneto. Miso Veneta. Mi sono veneto, sono fiero di essere veneto. Miso Veneto. Sono Veneto e anche mi sono Veneto. Miso Veneta. Non sono italiano, sono veneto. sì, mi sono veneta. Veneti, eccoli qua. Tutti veneti. Io e anche io. Mi son Sono Bison Veneto. Miso Veneta. Mi sono veneto, sono fiero di essere veneto. Miso Veneto. Sono Veneto e anche mi sono Veneto. Miso Veneta. Non sono italiano, sono veneto. Sì, mi sono veneta. Veneti, eccoli qua. Tutti veneti. Io e anche io. Mi son Veneto. Mi sono veneto. Mi a son Veneto. Mi son Veneto. Mi so Veneto. Mi sono Veneto. Mi son Veneto. Mi sono Veneto. Mi son Veneto. Mi sono Veneto. Mi sono veneta. Mi sono Veneto. Miso Veneto. Veneti. Tutti veneti. Mi son Veneto. Mi sono veneto. Mi a son Veneto. Mi son Veneto. Mi so Veneto. Mi sono Veneto. Mi son Veneto. Mi sono Veneto. Mi son Veneto. Mi sono Veneto. Mi sono veneta. Mi sono Veneto. Miso Veneto. Mi sono Veneto. Mi son Veneto.
Miss Veneta. Mi sono veneto, sono fiero di essere veneto. Miso Veneto. Sono Veneto e anche te. Mi sono Veneto. Miss Veneta. Non sono italiano, sono veneto. Sì, mi son veneta. Veneti, eccoli qua. Tutti veneti. Io e anche io. Mi sono veneto. Mi son veneto. Mi son Veneto. Mi sono veneto. Mi so veneto. Mi son Veneto. Mi sono veneto. Mi sono Veneto. Miss Veneta. Mi sono Veneto. Mi sono veneto. Miss Veneta. Mi sono veneto, sono fiero di essere veneto. Mi sono Veneto. Sono Veneto e anche mi Veneto. So veneta. Miss Veneto. Mi sono veneto. Mi sono veneto. Miss Veneta. Mi sono veneto, sono fiero di essere veneto. Mi sono Veneto. Sono Veneto e anche te. Mi sono Veneto. Miss veneta. Non sono italiano, sono veneto. Sì, mi son veneta. Veneti, eccoli qua. Tutti veneti. Io e anche io. Mi sono veneto. Mi son veneto. Mi son Veneto. Mi sono veneto. Mi so veneto. Mi son Veneto. Mi sono veneto. Mi sono Veneto. Mi sono veneto. Mi sono veneto. Miss Veneta. Mi sono Veneto. Miss Veneto. Mi sono veneto. Mi sono veneto. Miss Veneta. Mi sono veneto, sono fiero di essere veneto. Mi sono Veneto. Sono Veneto e anche te. Mi sono Veneto. Miss veneta. Non sono italiano, sono veneto. Sì, mi son veneta. Veneti, eccoli qua. Tutti veneti. Io e anche io. Mi sono veneto. Mi son veneto. Mi son Veneto. Mi sono veneto. Mi so veneto. Mi son Veneto. Mi sono veneto. Mi sono Veneto. Mi sono veneto. Mi son veneto. Miss Veneta. Mi sono Veneto. Miss Veneto. Mi sono veneto. Mi sono veneto. Miss Veneta. Mi sono veneto, sono fiero di essere veneto. Mi sono Veneto.
Sono veneto e anche te. Mi sono veneto. Il so veneta. Non sono italiano, sono veneto. Sì, mi son veneta. Veneti, eccoli qua. Tutti veneti. Io e anche io. Mi son veneto. Mi son veneto. Mi a son veneto. Mi son veneto. Mi so veneto. Mi son veneto. Mi son veneto. Mi sono veneto. Mi son veneto. Mi sono veneto. Mi son veneta. Mi sono veneto. Mi son veneto. Mi son veneto. Mi son veneto. Mi son veneta. Mi son veneto, sono fiero di essere veneto. Mi sono veneto. Sono veneto e anche te. Mi sono veneto. Il so veneta. Non sono italiano, sono veneto. Sì, mi son veneta. Veneti, eccoli qua. Tutti veneti. Io e anche io. Mi son veneto. Mi son veneto. Mi a son veneto. Mi son veneto. Mi so veneto. Mi son veneto. Mi son veneto. Mi sono veneto. Son veneto. Mi son veneta. Mi sono veneto. Mi son veneto. Mi son veneto. Mi son veneto. Mi son veneta. Mi son veneto, sono fiero di essere veneto. Mi sono veneto. Sono veneto e anche te. Mi sono veneto. Il so veneta. Non sono italiano, sono veneto. Sì, mi son veneta. Veneti, eccoli qua. Tutti veneti. Io e anche io. Mi son veneto. Mi son veneto. Mi a son veneto. Mi son veneto. Mi so veneto. Mi son veneto. Mi son veneto. Mi sono veneto. Mi son veneto. Mi sono veneto. Mi son veneta. Mi sono veneto. Mi son veneto. Mi son veneto. Mi son veneto. Mi son veneta. Mi son veneto, sono fiero di essere veneto. Mi sono veneto. Sono veneto e anche te. Mi sono veneto. Il so veneta. Non sono italiano, sono veneto. Sì, mi son veneta. Veneti, eccoli qua. Tutti veneti. Io e anche io. Mi son veneto. Mi son veneto.
Mi son Veneto. Mi son Veneto. Mi so Veneto. Mi son 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 Veneta. Mi son Veneto, sono fiero di essere Veneto. Mi son Veneto. Son Veneto. E anche te. Mi son Veneto. Mi sono veneta. Non sono italiano, sono Veneto. Sì, mi sono veneta. Veneti, eccoli qua. Tutti veneti. Io e anche io. Mi son Veneto. Mi son Veneto. Mi son Veneto. Mi son Veneto. Mi so Veneto. Mi son 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 Veneta. Mi son Veneto, sono fiero di essere Veneto. Mi son Veneto. Son Veneto. E anche te. Mi son Veneto. Mi sono veneta. Non sono italiano, sono Veneto. Sì, mi sono veneta. Veneti, eccoli qua. Tutti veneti. Io e anche io. Mi son Veneto. Mi son Veneto. Mi son Veneto. Mi son Veneto. Mi so Veneto. Mi son 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 Veneta. Mi son Veneto, sono fiero di essere Veneto. Mi son Veneto. Son Veneto. E anche te. Mi son Veneto. Mi sono veneta. Non sono italiano, sono Veneto. Sì, mi sono veneta. Veneti, eccoli qua. Tutti veneti. Io e anche io. Mi son Veneto. Mi son Veneto. Mi son Veneto. Mi son Veneto. Mi so Veneto. Mi son 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 Veneta. Mi son Veneto, sono fiero di essere Veneto. Mi son Veneto. Son Veneto. E anche te. Mi son Veneto. Mi sono veneta. Non sono italiano, sono Veneto. Sì, mi sono veneta. Veneti, eccoli qua. Tutti veneti. Io e anche io.
Mi son veneto. Mi son veneto. Mi son veneto. Mi son veneto. Mi so veneto. Mi son 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 veneta. Mi son veneto, sono fiero di essere veneto. Mi son veneto. Son veneto. Anche te. Mi son veneto. Mi sono veneta. Non sono italiano, sono veneto. Sì, mi sono veneta. Veneti, eccoli qua. Tutti veneti. Io e anche io. Mi son veneto. Mi son veneto. Mi son veneto. Mi son veneto. Mi so veneto. Mi son 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 veneta. Mi son veneto, sono fiero di essere veneto. Mi son veneto. Son veneto. Anche te. Mi son veneto. Mi sono veneta. Non sono italiano, sono veneto. Sì, mi sono veneta. Veneti, eccoli qua. Tutti veneti. Io e anche io. Mi son veneto. Mi son veneto. Mi son veneto. Mi son veneto. Mi so veneto. Mi son 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 veneta. Mi son veneto. Mi son veneto. Mi son veneto. Mi son veneto. Mi son veneta. Mi son veneto, sono fiero di essere veneto. Mi son veneto. Son veneto. Anche te. Mi son veneto. Mi sono veneta. Non sono italiano, sono veneto. Sì, mi sono veneta. Veneti, eccoli qua. Tutti veneti. Io e anche io. Mi son veneto. Mi son veneto. Mi son veneto. Mi son veneto. Mi so veneto. Mi son 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 veneta. Mi son veneto. Mi son veneto. Mi son veneto. Mi son veneto. Mi son veneta. Mi son veneto, sono fiero di essere veneto. Mi son veneto. Son veneto. Anche te. Mi son veneto. Mi sono veneta. Non sono italiano, sono veneto. Sì, mi sono veneta. Veneti, eccoli qua.
Tutti veneti. Mi son veneto. Mi son veneto. Mi a son veneto. Mi son veneto. Mi so veneto. Mi son 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 veneta. Mi son veneto, sono fiero di essere veneto. Mi son veneto. Son veneto. Anche te. Mi son veneto. Mi sono veneta. Non sono italiano, sono veneto. Sì, mi sono veneta. Veneti, eccoli qua. Tutti veneti. Io e anche io. Mi son veneto. Mi son veneto. Mi a son veneto. Mi son veneto. Mi so veneto. Mi son 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 veneta. Mi son veneto. Mi son veneto. Mi son veneto. Mi son veneto. Mi son veneta. Mi son veneto, sono fiero di essere veneto. Mi son veneto. Son veneto. Anche te. Mi son veneto. Mi sono veneta. Non sono italiano, sono veneto. Sì, mi sono veneta. Veneti, eccoli qua. Tutti veneti. Io e anche io. Mi son veneto. Mi son veneto. Mi a son veneto. Mi son veneto. Mi so veneto. Mi son 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 veneta. Mi son veneto. Mi son veneto. Mi son veneto. Mi son veneto. Mi son veneta. Mi son veneto, sono fiero di essere veneto. Mi son veneto. Son veneto. Anche te. Mi son veneto. Mi sono veneta. Non sono italiano, sono veneto. Sì, mi sono veneta. Veneti, eccoli qua. Tutti veneti. Io e anche io. Mi son veneto. Mi son veneto. Mi a son veneto. Mi son veneto. Mi so veneto. Mi son 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 veneta. Mi son veneto. Mi son veneto. Mi son veneto. Mi son veneto. Mi son veneta. Mi son veneto, sono fiero di essere veneto. Mi son veneto. Son veneto. Anche te. Mi son veneto. Mi sono veneta. Non sono italiano, sono veneto.
Sì, mi sono veneta. Veneti, eccoli qua. Tutti veneti. Io e anche io. Mi son veneto. Mi son veneto. Mi a son Veneto. Mi son veneto. Mi so veneto. Mi son Veneto. Mi son veneto. Mi sono veneto. Mi son veneto. Mi sono veneto. Mi son veneta. Mi sono veneto. Mi son veneto. Mi son veneto. Mi son veneto. Mi son veneta. Mi son veneto, sono fiero di essere veneto. Mi sono veneto. Sono veneto. E anche te. Mi sono veneto. Mi sono veneta. Non sono italiano, sono veneto. Sì, mi sono veneta. Veneti, eccoli qua. Tutti veneti. Io e anche io. Mi son veneto. Mi son veneto. Mi a son Veneto. Mi son veneto. Mi so veneto. Mi son Veneto. Mi son veneto. Mi sono veneto. Mi son veneto. Mi sono veneto. Mi son veneta. Mi sono veneto. Mi son veneto. Mi son veneto. Mi son veneto. Mi son veneta. Mi son veneto, sono fiero di essere veneto. Mi sono veneto. Sono veneto. E anche te. Mi sono veneto. Mi sono veneta. Non sono italiano, sono veneto. Sì, mi sono veneta. Veneti, eccoli qua. Tutti veneti. Io e anche io. Mi son veneto. Mi son veneto. Mi a son Veneto. Mi son veneto. Mi so veneto. Mi son Veneto. Mi son veneto. Mi sono veneto. Mi son veneto. Mi sono veneto. Mi son veneta. Mi sono veneto. Mi son veneto. Mi son veneto. Mi son veneto. Mi son veneta. Mi son veneto, sono fiero di essere veneto. Mi sono veneto. Sono veneto. E anche te. Mi sono veneto. Mi sono veneta. Non sono italiano, sono veneto. Sì, mi sono veneta. Veneti, eccoli qua. Tutti veneti. Io e anche io. Mi son veneto. Mi son veneto. Mi a son Veneto. Mi son veneto. Mi so veneto. Mi son Veneto. Mi son veneto. Mi sono veneto. Mi son veneto. Mi sono veneto. Mi son veneta. Mi sono veneto.
Miso Veneto. Mi son veneto. Mi son veneto. Io sono veneta. Mi sono veneto, sono fiero di essere veneto. Mi sono veneto. Sono veneto, e anche te. Mi sono veneto. Mi sono veneta. Non sono italiano, sono veneto. Sì, mi sono veneta. Veneti, eccoli qua. Tutti veneti. Mi son veneto. Mi son veneto. Mi a son veneto. Mi son veneto. Mi so veneto. Mi son veneto. Mi son veneto. Mi son veneto. Mi son veneto. Mi sono veneto. Mi sono veneta. Mi sono veneto.
l'intera comunità occidentale, perché l'intera comunità occidentale oggi è governata dal sistema finanziario. Il sistema finanziario sono dei parassiti, sono persone che si sono accaparate il diritto di governare il denaro, cioè non c'è altro, cioè, il denaro deve essere una prerogativa dello Stato, mentre questi si sono accaparati il diritto di governare il denaro e stanno condizionando la vita di tutti, in assoluto. Ed è questo che non va, cioè non è che c'è cioè questa cosa da parte di persone che sta governando e comandando, e sono pochissime. I tedeschi erano maestri in questa che prendevano gli individui oggi, i veneti in particolare, cioè, oggi conta se uno è ingegnere, se uno è chissà chi, perché a quel punto quella persona è autorevole, no? Nessuno è di quello che una persona dice, mentre ci sono un sacco di persone che non sono laureate, che non di lavoro. Ce lo inducono. Ci sono anni che la televisione, tutti i sistemi, infatti il cambiamento partirà dal bene, partirà dalle elezioni o non elezioni, però il cambiamento secondo me è solo questione di tempo, è tutto inabile. Pensiamo a pensare in modo diverso, questa è la via, e pensare un pensiero indipendentista vuol dire cominciare ad accorgersi delle nostre radici e cominciare a pensare in modo diverso, è questo che ci porta. Serve uno strumento per poter rimettere in moto una società così in crisi, no? Il sistema bancario è una delle cose che può aiutare il cambiamento, ma un sistema bancario diverso, non quello che conoscete tutti. Cos'è un sistema bancario diverso? È un sistema, per esempio, che fa mutui sulle case senza pagare interessi, è quello che riesce a prestare i soldi sul microcredito. Per esempio, il microcredito è un credito fino a 30.000 euro, tanto per intenderci, senza interessi. Queste cose non sono fantascienza, queste cose in una società nuova saranno la normalità. Queste cose già esistono in tante parti nel mondo. Io adesso sto lavorando a stretto contatto con il Marocco in questo periodo qua, e lì stanno nascendo queste realtà, si chiamano banche partecipative, e stanno nascendo queste realtà. Oggi la tecnologia, internet, tutta una serie di cose consentono di avere delle banche a bassissimo costo, no? Cioè, si può governare una banca con 20 euro all'anno per un conto corrente, tanto per essere chiari, e questo fa sì che sia possibile attivare questo tipo di realtà anche in una società come la nostra. Okay? In più, chiudo, faccio prestissimo. In Veneto questa cosa è possibile se in un Veneto indipendente, perché noi abbiamo un surplus spaventoso, col fatto che abbiamo un turismo che abbiamo 63 milioni di presenze turistiche all'anno, più ci sono tutta una serie di imprenditori che comunque esportano, abbiamo una massa monetaria straniera in questo momento spaventosa sul territorio. Se riusciamo a intercettarla e usarla in modo sano, non abbiamo bisogno della BCE o di altre cose, per cui siamo in grado di essere autosufficienti. Chiudo qua perché sennò sono andato già oltre il tempo.
con altri ad accelerare il processo di autodeterminazione del Veneto, quindi non c'erano dubbi su questo e tutti gli altri con me condividono questo progetto. All'unanimità il congresso che abbiamo fatto l'8 febbraio ha condiviso questa scelta. Questa è una scelta che deve essere vissuta come anche una scelta etica oltre che politica, e non è bene che lo dica io, ma la mia storia personale vuole rappresentare proprio una scelta anche etica, una scelta di esempio e di forza nella convinzione del cambiamento. A chi mi chiede nei mercati cosa io prometto, rispondo niente. Cioè, come? Eccono qua tutti a promettere maggiore autonomia, maggiori risorse, maggiori, tutto maggiore. Invece io dico niente. Non vi prometto niente, perché non bisogna promettere più, bisogna fare, bisogna realizzare. Se qualcuno non ha capito il progetto glielo spieghiamo, perché noi abbiamo scelto di avere un solo punto nel nostro programma. Non perché siamo senza fantasia, perché abbiamo la squadra di pensatori che se li scateni ti fanno un libro così di programma. No, l'abbiamo ridotto, ripulito, alla fine eravamo arrivati a 10 punti, pensate. Tutti ritenevano, siamo arrivati alla fine, no? 10 punti sono semplici come i 10 comandamenti, forse pensava qualcuno. Io ho detto no, sono troppi. E come troppi? Allora la gente non capisce. Allora 9, hanno 8, 7, 6, sembrava un punto alla rovescia. Io vi ho detto uno solo il punto, il diritto di votare sul tema dell'indipendenza, la chiave, se volete, la chiave che apre la porta verso un futuro migliore, perché quando tu hai l'indipendenza hai le tue risorse, hai la tua responsabilità delle azioni, cosa che manca alla politica e alle istituzioni italiane, anche venete in questo momento. Quindi la chiave, noi vogliamo la chiave. Ecco quindi un solo punto che si potrebbe anche tradurre in immagine come la chiave: aprire la porta al cambiamento, un cambiamento radicale, però non un cambiamento improvvisato, non un cambiamento spontaneo o anarchico a seconda del punto di vista, che poi vedete dove va a finire. Abbiamo avuto esempi anche di amici che si sono persi per strada in questa iniziativa e ai quali vogliamo bene, ai quali stiamo dando una mano e spero che capiscano e appoggiano il nostro progetto. Un cambiamento che vuole essere perseguito per via democratica, per via istituzionale e con metodo assolutamente pacifico. Noi non vogliamo assolutamente né facinorosi né improvvisatori. Questo è un movimento che ha curato anche la qualità del linguaggio, perché il contenuto del progetto è così alto, così importante, così difficile, ve lo dico io. Non siamo venditori di pentole. È difficilissimo quello che abbiamo intrapreso. Sappiamo che è un'operazione da far paura, da brividi, ma è un'operazione possibile se si sa come condurla, se si ha una visione dell'obiettivo, se si sa che è un atto di democrazia prima di tutto. È un atto di democrazia, non lo deve mai temere nessuno lo deve mai pensare di ostacolare. Questo è il punto. Non c'è nessuno che può. Ci sono opinioni diverse sulla praticabilità, lo dico io prima degli altri. Certo che ci sono opinioni. Nel dubbio non sono le corti di giustizia, non sono i tribunali internazionali che hanno l'ultima parola, sono i cittadini. È la sovranità applicata nel caso concreto, vissuta e esercitata. Quindi un solo punto, che è quello del diritto di voto, il fatto di poter dire la nostra opinione. Guardate che gli avversari di questa idea non hanno mica più argomenti, sono imbarazzanti a volte le repliche di taluno, i più condividono, anche nei dibattiti. Anche la Moretti ormai è costretta a dire sì sul diritto di voto, poi i suoi del partito, siccome a Roma hanno impugnato la legge 16 l'8 di agosto dell'anno scorso, fanno l'esatto contrario. Ma uno alla volta, se mi prendete Simonetta Rubinato, per prendere un'altra, sindaco di Roncalde e parlamentare, è d'accordissimo. Abbiamo delle frange del PD, dei giovani di Padova, che sta costituendo un gruppo di indipendenza di sinistra del PD. Non lo dicono mica, ovviamente, sottovoce. È un mondo che sta cambiando, c'è chi lo interpreta prima e chi invece tarda a capirlo. Però è una cosa che deve essere capita come una cosa positiva, carica di positività, non di improvvisazione, sapendo, ripeto, che è complesso e difficile il percorso, però che è possibile.
Altra nota, non siamo poi soli nel mondo che vogliono esercitare questo diritto all'autodeterminazione, c'è la Catalogna che è molto più avanti di noi in termini di consenso. Pensate che i catalani hanno 6.000 imprenditori in rete. Qui vedo un imprenditore valente che spero possa dire poi la sua opinione, tra l'altro già presidente di un'associazione tra le più prestigiose del Veneto, che è uno di quelli che quando ha capito l'importanza ha messo in moto il meccanismo di collegamento con gli imprenditori catalani. Perché bisogna relazionarsi col mondo che condivide lo stesso progetto, che è un cambiamento di tutti ormai, è una realtà che si sta muovendo all'orizzonte. Noi dobbiamo essere protagonisti. Allora, che fare adesso per il 31 maggio? Siamo forti, siamo troppo forti, ripeto, dobbiamo comunicarlo a più persone possibili, rappresentando l'indipendenza come una scelta di qualità, una scelta di sicurezza, una scelta difficile. Non dimenticatevi mai di dirlo voi prima che ve lo dicano gli altri, ma non accettate che dicano che è impossibile, perché chi dice che è impossibile è un perdente, uno che nella vita è disposto a fare il suddito e non il cittadino. Io sono convinto che se stasera siete numerosi qui, voi volete essere dei cittadini, non dei sudditi, e questo Stato evidentemente invece rappresenta interessi completamente opposti. Il progetto quindi è uno, è il progetto riguardante il diritto di voto, la chiave per aprire la porta del nostro futuro. Siccome siamo forti, dicevo, c'è stato un gesto, ma lo voglio liquidare in due battute perché io voglio guardare avanti, come i cani che ti prendono, ti mordono la caviglia e poi solo dai un calcio senza neanche guardare, si fa così, no? Più o meno la scena è questa. Una settimana prima della scadenza del termine per il deposito delle liste, un gruppo che evidentemente non aveva né progetto né militanza né nulla, anzi 6 soggetti diversi, ha fatto bene con qualcuno il nostro, perché hanno i sondaggi che dicono che siamo a 2 cifre di consenso. Quindi stasera siete ad ascoltare una proposta, un progetto, quello di Indipendenza Veneta, quel simbolo, che i sondaggi danno a 2 cifre. Ma è normale che sia così? Sì. I sondaggi di Ivo Diamanti sul tema dell'indipendenza un mese fa diceva che se si andasse a votare sul quesito dell'indipendenza, che è una cosa diversa dalle elezioni regionali, attenzione, i veneti che voterebbero a favore sono 58, quasi 6 su 10. È chiaro che, io dico, la metà dovrebbe almeno scegliere Veneta automaticamente, ma se non la metà, almeno un terzo, quindi un 20% del totale dovrebbe dare questo consenso. Prospettazioni che evidentemente non sono campate in aria, voi capite. Tutti hanno capito che siamo decisivi. Se avessimo i mezzi economici che hanno loro, ci hanno appestato i muri, tutto, hanno comprato anche gli ultime bacheche, tutto hanno comprato, avete visto, quei soldi nostri. I manifesti che avete visto di Moretti e Zaia li avete pagati voi, dite quello l'ha pagato mio figlio, quello mia moglie, quello io, quella mia nonna, quella mia mamma, tutti, 700.000 euro solo la Lega del finanziamento pubblico, che hanno detto abolito ancora dall'anno scorso, ma guarda caso fino al 2017 continuerà ad essere erogato. Allora noi dobbiamo capire che in questo contesto di forza hanno preso paura. E quindi se noi avessimo gli stessi mezzi di comunicazione che hanno loro, evidentemente noi vinceremmo immediatamente in partenza sta partita. Ma possiamo vincerla ancora, non pensate che io venga da Belluno stamattina a Villafranca con lui, alle 6 ero alzato alle 4:30 a Canale Italia per godimento, non so neanche come faccio a un'adrenalina. Io voglio vincere questa partita, è il Veneto che deve vincere. Guardate che quando c'è un progetto serio,
la convinzione, la determinazione atterrisce gli avversari. Quando mi trovo a questi confronti sono preoccupati tutti, aspettano che parla l'indipendenza veneta, non è Morosini, perché parla ormai il popolo, è incontenibile la voglia di cambiamento. D'altronde il dramma che c'è intorno a noi lo dice a voce gridata, lo dice. Noi dobbiamo però intelligentemente saperlo interpretare a voce moderata. Questa è la grande forza, perché un'idea forte può essere espressa, manifestata con passione, ma deve essere vissuta con intelligenza, con razionalità, con la consapevolezza degli ostacoli che abbiamo davanti, che sono ostacoli anche difficili. Questa è la grande intuizione. Un percorso di legalità interna e di legge che questo Stato non è abituato a usare. Questo è uno Stato barbaro che vive di legalità, che calpesta un altro ogni legge di apertura vuol dire che e arrivare a 2100 miliardi di euro vuol dire che l'hai violato con quasi tutte le leggi, con i sotterfugi, con le furbate, ma fatte dal legislatore. Voi capite, questo è uno Stato fallito, irrimediabilmente compromesso. Non è che godo, sono dispiaciuto perché il prezzo lo paghiamo noi principalmente, perché qui nel Veneto c'è ancora un po' di polpa e finché l'osso non è lucido e brillante continuano a raspare. Quando ieri sera ho avuto un momento di stizza a Arezzo, ero con abbiamo registrato ieri pomeriggio a TV7 Tribuna, un sindacalista della CGIL che mi viene ancora a tirar fuori la storia dell'evasione fiscale in Veneto. Sono sbottato, basta, ho detto basta, perché dico ragioni un attimo, se è vero come è vero che uno si toglie la vita, prima di togliersi la vita, viva Dio, non farebbe volentieri l'evasore fiscale, e allora un terzo dei morti in Italia sono morti in Veneto. Bisogna avere rispetto di chi ha fatto questa scelta drammatica, ma bisogna anche ragionarci, perché io penso che sia il buon senso che ci fa interpretare e leggere questi fenomeni drammatici con coerenza con la realtà, perché uno prima, ripeto, di suicidarsi potrebbe fare l'evasore fiscale, ma un terzo dei morti imprenditori che sono suicidati, lavoratori di tutta Italia sono del Veneto, ma il Veneto non ha 20 milioni di abitanti, ne ha 5. Vuol dire che ha 4 volte di più la mortalità per suicidio che hanno le altre regioni d'Italia. Un dramma, un dramma. Però vediamo positivo, perché io voglio trasmettervi positività, mica... certo la fotografia dell'Italia, della realtà che viviamo in questo momento è drammatica e grave, però non dobbiamo essere lamentosi, lagnosi. Le Geremiadi non giovano a nessuno, le lamentazioni sono cose che non ci appartengono, noi dobbiamo prendere atto della realtà, individuare un progetto, sapere che questo è un progetto serio, che è un progetto interpretato da persone serie che hanno voglia di fare, e se mi consentite anche che vogliono dare un esempio, io lo dico sempre perché non deve essere una mia esperienza, deve essere una cosa condivisa da tutti. No, noi non dobbiamo rinunciare al vitalizio, l'ho già rinunciato nel 2009, bisogna farlo prima, e questo è il punto. Quando dice ma rinuncia al vitalizio, prometti qualcosa? Niente, quello che abbiamo già fatto è la prova di quello che siamo in grado di fare e che faremo, e che è innanzitutto, ripeto, il diritto di voto. Sulle altre cose io, ripeto, non voglio tediarvi, ci sarebbero molte cose da dire, ma devo andare anche da un'altra parte, per finire, poi vado a letto. Sì, ci hanno invitato, stavo dicendo prima, perché siamo veramente, ormai stiamo esplodendo col consenso.
e quindi hanno cercato di utilizzare il nostro nome, Indipendenza Veneta, utilizzando appunto quelle due parole che sono le parole che ormai sono entrate nell'attenzione, nella consapevolezza della gente, che sono una cosa seria. Non si può, chi a 7 giorni dalla scadenza del termine fa una lista che ha 5 parole, di cui una non si sa se vada letta in mezzo o tra le prime 2 o dopo la terza, così i giornalisti, sbagliandosi, hanno ridotto immediatamente Indipendenza Veneto. Anche se il simbolo è diverso, ma la denominazione, oltre che se uno vede il simbolo in giro sui giornali, lo vedrà sulla scheda elettorale, però prima legge anche e sente parlare di Indipendenza Veneto, e tutti mi hanno chiesto: ma allora hai fatto l'accordo con Zaia, con uno che non vuole l'indipendenza? Spero che l'abbiate capito che non la vuole, perché il giorno che ha presentato sto simbolo farlocco, e mi prendo tutta la responsabilità, e ce l'aveva dietro, rispondendo a una domanda del giornalista, che allora ha detto: qual è il suo progetto? Io chiederò, uno che è servo chiederò più autonomia a Roma, no? Quella che gli stanno togliendo ogni giorno, e al più, ha detto col simbolo dietro Indipendenza Veneto fasullo, al più dice miriamo allo statuto speciale per Trentino. E allora cosa c'entra quel simbolo di indipendenza? Scrivi statuto speciale se sei onesto, scrivi quello che pensi e difendilo. E difendilo, perché noi rispettiamo tutti, badate, non è che siamo arrabbiati con qualcuno, però non vogliamo fare il nido del cuculo che vengono a deporre le uova nel nostro nido. E quindi vadano, si creino il loro nido, facciano quello che devono fare, però se i sondaggi gli davano lo 0,0 non è mica colpa nostra. Troppo comodo interpretare una presenza a queste elezioni utilizzando il nome degli altri. La Corte oggi l'ha tolto per Venezia, però siccome la legge fatta dalla giunta Zaia, da questo Consiglio regionale, è una legge che la Corte ha detto purtroppo manca degli strumenti perché noi possiamo pronunciarci in modo tale che, come è per Venezia, anche nelle altre circoscrizioni il simbolo venga praticamente ritirato. È impossibile, perché non è fatta, non è prevista. Adesso abbiamo dato in mano all'avvocato Gazzavillani che Pro Patria Veneta si sta adoperando, perché Renzo sa è un grande l'avvocato Gazzavillani, penso non abbia bisogno di presentazioni, è anche un grande, oltre che storico, un amministrativista, e quindi ci sta dando una mano per risolvere questo aspetto che io credo verrà affrontato in tempi brevi e ci consentirà di andare a votare, perché sulla scheda troverete 5 indistinte interpretazioni dell'autonomia più grigia, 50 sfumature dell'autonomia che non esiste, e dall'altro lato troverete un simbolo dell'indipendenza veneta che potete valorizzare apponendo la bella X sia sul simbolo dell'indipendenza veneta sia su quello del candidato presidente. Perché, ve lo anticipo, gli esperti l'hanno già studiata, si sa come vengono attribuiti i seggi al raggruppamento vincente, ma non si sa come vengono attribuiti al raggruppamento dell'eventuale minoranza. In questa infausta ipotesi, a seconda delle convenienze, si può interpretare se il voto, cioè i seggi vanno attribuiti in base ai voti che ha preso il simbolo del candidato presidente, non so se ce l'avete, c'è quello di Morosini presidente, o quello di Indipendenza Veneta. Siccome la legge prevede che si possono barrare tutti e due, evitate il voto disgiunto, perché se votiamo tutti e due, che vada l'una interpretazione o che vada l'altra, noi almeno non perdiamo nulla. Io vi ringrazio, buona serata e buon ascolto dei miei amici. Ce la dobbiamo pagare noi e abbiamo una capacità di spesa ridotta. Allora adesso io devo fare un lavoro di marchettara. No, vi devo chiedere se avete a cuore l'indipendenza
desiderate un Veneto migliore, se nel nostro la perché bene. Sono docente non di procedura penale, cioè di medicina legale, no, vabbè. Per dire solo che mi occupo di diritto, altro non so fare. Guardate, gli spunti sono numerosissimi e interessantissimi e vado a braccio come sempre, rubando un po' da chi mi ha preceduto. Alessio ha toccato un tema, Alessio ne ha toccati tanti, poi è travolgente, veramente travolgente, senza di lui. Cioè lui è l'uomo del destino, anche se la Repubblica Veneta odiava il culto della personalità, io infatti non è... a tanti secoli di storia, a riproporre un senso a tanti secoli di storia. Questa storia dell'evasione, allora voi dovete cominciare a ribellarvi, non è più una questione di controbattere argomentazioni, è una vera e propria ribellione. Perché gli schiavi a un certo punto si ribellano. Spartaco si è fatto crocifiggere coi suoi lungo la via Cassia. Piuttosto la crocifissione. Non possiamo più farci rompere la devozione con qualche cretino che arriva e dice la vostra è una terra di evasione fiscale. Perché gli si risponde, al di là della pregevole argomentazione di Alessio dei suicidi, cretino, apri il sito dell'Agenzia delle Entrate che ha una pianta dell'Italia, colorata così capisci, perché altrimenti fai fatica, c'è il rosso, c'è l'azzurro, c'è il verdognolo, dove il rosso corrisponde all'evasione maggiore, l'azzurro corrisponde all'evasione minore, e cretino, scoprirai che il Veneto è in azzurro, la Campania, la Sicilia, la Puglia, la Calabria sono in rosso. Chiaro questo? Glielo ditelo. Dell'Agenzia delle Entrate, quindi al di là di ogni sospetto, non è un argomento di parte, non è un argomento retorico, è un dato obiettivo comunicato dallo Stato italiano, nella sua forma più truce, l'Agenzia delle Entrate. Fine dell'evasione fiscale, spero che sia finita per sempre, nel bar, a scuola, con gli amici, che sia finita per sempre questa rottura di devozione, come diceva il mio maestro, avvocato Fragasso Materano, che per non dire altro diceva rottura della devozione. Andiamo ad altri argomenti. Lo Stato nazionale. Allora, oggi ho fatto una scoperta folgorante, proprio oggi, legata a un libro che ha scritto un giornalista, si chiama Renzo Mazzaro. Ha scritto Veneto anno zero, è citato molto Alessio Morosini, immeritatamente citata la mia persona perché ormai purtroppo ho superato il mezzo secolo e un po' di cose le ho fatte. Parliamo dei processi dei Serenissimi, parliamo del processo del Mose, cose di questo tipo. E lui cita ad un certo punto, grazie, un articolo di un opinionista che adesso ritengo segreto, che vi dirò tra pochi minuti, scritto nel settembre del 2014, qualche mese fa, all'esito del referendum della Scozia per l'indipendenza scozzese. E dice in sostanza questo, vi faccio una sintesi. Dice, le cancellerie nazionali hanno gioito per l'esito del referendum scozzese. Sbagliano, sono miopi, non capiscono. Dice costui, il referendum scozzese non è stata una vittoria del no, ma una vittoria del sì alla devolution, in parte già in atto in Scozia, e in parte che sarà contrattata con uno Stato, l'unico in Europa, dice, che ha consentito
questo tipo di consultazione. Non solo, dice guardate che siete miopi perché lo Stato nazionale è irrimediabilmente morto, non lo Stato italiano, la struttura dello Stato nazionale che ha una nascita precisa. Lasciamo perdere il 400, il 500, quelle cose che ci dicono a scuola. Chi inventa questo tipo di Stato nazionale è il signor Napoleone Bonaparte, che crea le strutture con cui ancora oggi facciamo i conti, le prefetture, i municipi, la tassazione, la struttura del territorio, è tutta roba sua, l'esercito, la leva, adesso la leva professionale ha un po' scardinato questo ed è stata molto importante, ma insomma la struttura è questa, dello Stato nazionale così come l'ha voluto, creando dalla rivoluzione anche i simboli, le bandiere, no? Questo tricolore al quale siamo legati perché purtroppo anche quasi ognuno di noi in famiglia ha delle persone decedute nelle guerre di questo paese, che hanno cementato nel sangue, come voleva D'Annunzio, una certa memoria storica. Bisogna liberarsi da questo, perché anche il nonno e il bisnonno caduto in trincea probabilmente ha maledetto il momento in cui si è trovato lì e ha maledetto lo Stato e la struttura che lo portava a morire lì, non probabilmente. C'è una mostra in questo momento, piccola digressione, a Venezia, alla Pietà, dove nascevano i bambini abbandonati, gli esposti, Esposito a Napoli, a Venezia Pietà, dalla Pietà è un cognome, dove si possono contemplare le lettere dei bambini nati alla Pietà, diventati uomini, ragazzi, soldati, i quali hanno una costante, la mancanza della famiglia, la mancanza della mamma e la maledizione di chi li ha mandati in trincea. Chiusa parentesi. Mazzaro ricorda a questo opinionista, l'opinionista continua dicendo: sono miopi gli stati, sono miopi le cancellerie, perché non hanno capito che il treno è perso. 20 anni fa, e non parlava solo dell'Italia, costruì un italiano che quando vedo il nome rimarrete di stucco, cioè, non solo l'Italia, la Spagna, le Fiandre, il Belgio, quindi hanno perso il treno che 20 anni fa era possibile di dare federalismo, che secondo la radice del nome era un nuovo fedus, un patto tra lo Stato nazionale e le comunità regionali, macro-regionali, comunali. Non ha importanza il fedus di origine romana, perché la struttura pattizia è l'unica che nei secoli ha consentito la convivenza dei popoli, non l'autoritarismo di stati dittatoriali. La dittatura non è solo Hitler e Mussolini e Stalin, signore, la dittatura è anche uno Stato che pretende, attraverso una Costituzione che si autoconsacra, origine di tutte le libertà, di imporre qualunque regola sociale, compreso il fatto che tu non sei popolo, perché lo sono, quello che è popolo lo decido io. Tu sei una porzione, dicono i costituzionalisti, tu Veneto, sei una porzione del corpo elettorale, non sei popolo, il popolo è solo quello italiano. Se non è una dittatura questa, dittatura totale. Torniamo a questo opinionista, il quale dice: non vi siete accorti, 20 anni fa potevate modificare il fedus, avete perso questo treno, non avete pattuito, contrattato, non avete ascoltato le popolazioni, le avete perdute per la strada. Adesso urlano l'indipendenza, lottano per l'indipendenza. Lui non è dalla parte dell'indipendenza, dice lottano per le micropatrie, lottano per culture locali, non ha importanza. Lui fa un'analisi fredda, col bisturi, non gli interessa il problema dell'indipendenza, non è della cultura delle radici, se ne strafrega, è un uomo concreto, è un uomo lucido, un intellettuale lucido. Dice: avete perso questo treno, adesso dovrete fare i conti. L'articolo si intitola "Tutte le scozie verranno al pettine" e dice: se voi non lo farete comunque vi sarà la dissoluzione, non solo degli stati nazionali, che è scritta ormai, è solo questione di tempo, ma dell'Europa così come concepita, perché anche l'Europa, anche Bruxelles dice, dovrà capire che potrà costituire una grande comunità solo con il fedus, con le comunità locali. Si sogna di fare una struttura legata esclusivamente a un cartello di stati nazionali che sono in via di disfacimento. E non basta. Lui aggiunge che questa mancanza di attenzione ha creato una disaffezione allo Stato, non solo, ma che la crisi economica non è vero altra cosa come l'evasione fiscale di cui si parlava prima. Quello che vi dicono
Sì, queste sono rivendicazioni nate con la crisi economica globale, perché c'è il malcontento, la gente mangia meno di prima e vengono fuori queste sciocchezze. No, dice costui, la crisi economica aiuta il globalismo e aiuta l'autoritarismo. Guardate, cercate di pensare, cosa sta facendo il governo Renzi? Il terzo governo non eletto dai cittadini, da alcuno. Il terzo! Il debito pubblico è volato dopo Monti, è volato in alto dopo il tecnico Monti. Il terzo non eletto che cosa fa? Mette mano alla Costituzione, mette mano a tutto e anche nel proprio partito dice: signori, o vi allineate o siete fuori, però non con questo linguaggio che sarebbe un linguaggio sincero, come un linguaggio sibillino da prostituta, dice, si fa vedere bello, dice no, ma noi accettiamo, ha parlato con Civati, ho visto, ha mandato il messaggio a Civati, no, mentre la platea diceva basso Civati, no, lui diceva viva Civati, viva, perché noi stiamo con tutti, abbiamo bisogno di tutti, però devi pensare come mettere che sei fuori. E questo è il concetto di democrazia di questa gente, che ha creato una struttura centralista. La modifica alla Costituzione non è mica casuale, non ha mica messo le mani a caso Renzi. Titolo V, guarda caso, Senato delle Regioni, scatola totalmente vuota, non eletto da nessuno, con 4 burocrati presi dalle regioni così come le ha volute lui, dai comuni così come li ha voluti lui, i sindaci delle città metropolitane, cioè tutti soldatini eletti con questo sistema, che di federalismo non avranno alba assoluta, anzi saranno legati al potere centrale, che vanno a costituire un Senato delle regioni completamente privo di competenze essenziali, perché chi deciderà le sorti della Repubblica sarà solo la Camera dei Deputati, che avrà competenze appunto molto ridotte, togliendo 20 materiucole alle regioni. La Moretti dice, ma io quando le dicono, ma almeno lo statuto speciale, sì, non è un tabù, la regione ha statuto, Veneto ha statuto speciale, non è un tabù, e non basta questa scemenza. Però bisogna rivedere il concetto di regione a statuto speciale, cioè andiamo a togliere poteri anche al Trentino, al Friuli, andiamo a banalizzare tutto verso il basso, ad appiattire tutto. Forse potremmo parlare di Veneto, naturalmente una promessa elettorale, così come dice diamo 500 milioni di euro per il trasporto ferroviario, dove li becchi Credina 500 milioni di euro? Dove li trovi? Il governo sta tagliando tutto gli enti locali, che ha accentrato le tesorerie degli enti locali, togliendo gli interessi, e che sul modello di quello greco tra un po' dirà le tesorerie locali è roba mia. E questo, tornando al nostro opinionista, il nostro opinionista dice quindi anche questo: la crisi aiuta i globalizzatori, non i fautori del cosiddetto localismo, come dice lui, e comunque dice: guardate, la dissoluzione è vicina ed è colpa vostra perché non avete saputo risolvere il problema. Sapete chi è costui? Grazie Cacciari, Massimo Cacciari. Tutte le scorzie verranno al pettine, vi consiglio di trovarlo in internet, settembre 2014. Quindi voi potete andare dai nostri contraddittori interlocutori e dire a costoro: guardate, io non conto nulla, non so nulla, sono un povero localista, un provinciale, un venetuco, parlo veneto in fameggia, non capisco niente, siamo contadini, imbriagoni, non importa, Cacciari, vi date Cacciari, basta, fine del discorso. Che lo Stato nazionale sia alla fine è un fatto, non è una idea. Solo gli sprovveduti continuano a pensare che non sia così. Chi non ha capito che il 70% di tassazione è una schiavitù, non solo fiscale, è una schiavitù, sono catene al corpo umano. Quando mi si confisca il mio lavoro, il reddito del mio lavoro, mi si è fatto schiavo corporalmente, è una servitù corporale. Una riflessione per chiudere su alcuni spunti. Guardate, sentendo questo signore alla mia destra, che non conosco e che ho il piacere di conoscere questa sera, e vedendo voi in questa villa provo un brivido, perché vedete, ho superato, come dicevo prima, il mezzo secolo, ho passato tanto tempo a parlare al vento. Fra l'altro Cacciari ha intitolato il suo articolo "Tutte le Scozie verranno
al pettine, poi col sottotitolo Parole al vento, perché vox clamans in deserto, si ritiene lui, mi tenevo anch'io fino a pochi anni fa, parlavo a poche persone, parlavo di cose particolari, plurisecolari, di queste flotte che hanno varcato il Mediterraneo, di questi commerci, di questi signori in toga rossa che erano arbitri dell'economia mondiale, della stampa mondiale, dell'arte mondiale, dei commerci tra il nord Europa e l'Oriente, e sembrava che parlassi un po' di fiabe, diceva sì, ma tu sei innamorato di queste cose, poverino con la pacca sulla spalla. Ecco, vedere voi qui per me è una sorta di miracolo, credetemi, cioè io sono stupefatto dalla vostra presenza, perché significa che davvero è stato un fiume carsico, il fiume c'era, era sotterraneo, sta riemergendo con forza, alla fine di che cosa? Di questi conflitti mondiali che non finivano mai. La seconda guerra mondiale ce la stiamo ancora portando dentro tra destra e sinistra, il terrorismo, ogni 25 aprile questi si scannano a vicenda per la memoria storica che di uno, che di quell'altro, ma noi abbiamo 1500 anni, non abbiamo bisogno più di queste cose, guardate. C'è stata questa cosa, è esistita, l'hanno vissuta i nostri nonni, sul nostro corpo, il nostro sangue, la nostra memoria storica, ma è una cosa, è una piccola cosa. 1100 anni solo di Repubblica Veneta, 3000 anni, diceva l'amico di storia generale, insomma, forgiano un popolo di cui si è negata l'esistenza, non si poteva neanche parlare di popolo fino a poco tempo fa, adesso si comincia a consentire che si parli di popolo. Anche negli anni 20 sotto il fascismo si poteva parlare di popolo veneto, poi è scomparso dopo la seconda guerra mondiale. I nostri genitori, i miei genitori, il popolo veneto avrebbero sorriso. Questa è la realtà con cui facciamo i conti. Adesso si ricomincia a parlare. La prima laureata ho sentito al mondo, ma certo era una realtà che ancora oggi qualche professore universitario qui della vostra terra scrive dei libri assurdi in cui dice non c'era la democrazia, è come dire appunto, come dico spesso, che nelle flotte non c'era il radar, no? Cosa vuol dire la democrazia? C'era certo un gruppo, una classe dirigente che non conosceva il meccanismo elettorale esterno, però sentivo parlare l'architetto prima, e qui sono i Valmarana non si vedevano mica in maggior consiglio, non erano patrizi veneti, eppure guardate la potenza che sono riusciti a esprimere. Qui, Teatro Olimpico, avevano in mano il polso di Vicenza. Questo significa che c'era un federalismo vero, significa che c'era una distribuzione del potere, non solo in classi, ma anche in aree geografiche, come il rispetto degli statuti locali dimostra, come il rispetto non solo delle donne, caro amico, come Lucrezia Coronel Piscopia dimostra, Piscopia da Piscopi nell'Egeo, dal feudo dei Cornaro, che avevano questo respiro mediterraneo enorme, non è l'italietta chiusa, cioè, tra gente che parlava greco, albanese, slavo, era gente che ragionava con la mente molto aperta, ma anche, come diceva lui, verso l'individuo che fosse l'ultimo dei contadini. Come dice sempre Ivone Cacciarilani, e qui davvero chiudo, lui ci ricorda questo concetto per l'epoca rivoluzionario, inconcepibile nel mondo dell'epoca. Qual era? Che l'ultimo dei contadini, che non aveva arte né parte, non era iscritto a una corporazione, non aveva arte, non aveva una legge di protezione, non aveva parte, la parte era la lex veneta, la legge veneziana. Era nessuno, un signor nessuno, non solo fuori, ma anche nel dominio veneto, perché era diviso in classi il dominio veneto. L'epoca era questa, eppure questo signore, senza arte né parte, escluso da tutto, poteva andare dal podestà e dire: il signor Conte Valmarana mi ha portato via la vacca, mi ha insidiato la figlia, mi ha portato via parte del reddito prodotto, del mio raccolto, che per contratto il Conte Valmarana deve rispettare. E il podestà, caspita, istruiva un processo, questa è la realtà, e il processo andava avanti. E se non aveva ragione il contadino poteva andare a Venezia e chiedere giustizia alla quarantia o al doge stesso, come fa la comunità slovena del Friuli ancora esistente, che l'Italia ha detto bisogna parlare italiano, gli sloveni non devono esistere, esistono, sono ancora là,
sono ancora là, nelle valli dell'Atisone, sono italiani sloveni, i quali hanno un ricordo meraviglioso della Repubblica Veneta, ricordano ancora, ogni anno festeggiano, che cosa? Il fatto che il loro capo della loro società prende e va direttamente in Senato al collegio per chiedere che cosa? Che nei confronti della città di Cividale, che usurpava i loro piccoli diritti e privilegi della loro terra, fosse ripristinato il privilegio riconosciuto dalla Repubblica, e il collegio lo ripristina, ed erano 4 contadini, punto. Questa era la grande rivoluzione della Repubblica Veneta, che ha creato in noi questo senso della democrazia, questa ribellione di fronte al potere centrale, dell'uomo solo al comando, dell'imposizione, della prefettura, tutte queste strutture che, finita la guerra, calda, fredda, tutte le guerre, noi non vogliamo più sentire nominare. E guardate che, vi dico una cosa adesso, con questa chiudo, non mi importa, adesso chiaramente a lui importa molto di più, anche a me importa il risultato che farà Indipendenza Veneta, però alla fine non importa se abbiamo il 3, il 5, il 15, questa cosa qui è diffusissima nella popolazione veneta, deve solo trovare il canale, è diffusa, sono confusi, non sanno che fare, ma è questione di tempo, non lo dico a me, parola di Massimo Cacciari. Era tanti anni che non passavo per Bigargolo e quindi ho messo il navigatore. Mi ha detto la tua destinazione è raggiunta sulla sinistra. Allora sono arrivata con la macchina e ho visto, non so se ci avete fatto caso, fuori c'è un gonfalone in alto. Io ho il privilegio di abitare in un paese bellissimo qua del Vicentino, che non faccio il nome, ma che ha un piccolo difetto. Ha il campanile della chiesa, poi c'è la piazza, poi c'è il monumento ai caduti e poi c'è l'asta della bandiera più alta del mondo, Dio santo, non lo so. È altissima e ovviamente sopra sventola tricolore. La bandiera messicana, non so come mai c'è un po' di confusione. Sventola sta bandiera messicana. Tornando dal lavoro io prendo un cavalcavia che poi porta in centro e quindi dal cavalcavia con la macchina io mi vedo ogni sacrosanto giorno quella bandiera lì. E io nella mia testa, ve lo giuro, ogni giorno che passo la sostituisco proprio come immagine con un gonfalone. Quando io stasera sono arrivata con la macchina e ho visto l'asta con la bandiera, con il gonfalone, ho detto si avverrà, mi si è avverato il sogno. Allora io non lo so cosa voi avete deciso di votare, spero che abbiate deciso di votare Indipendenza Veneta, spero che voi abbiate deciso di mettere una X su questo simbolo qua, una X sull'altro simbolo con scritto Morosin Presidente e spero che sulla righetta che ci sarà accanto a questo simbolo qua voi scriviate chi ha legato, perché è importante che riusciamo a mandare questi 2 guerrieri dentro il Consiglio regionale insieme ad altri che poi si vedrà, si deciderà, sarà la democrazia a deciderlo. Ma c'è una cosa che potete fare già stasera o già domani. Potete, se ce l'avete, andare a casa, prendere la vostra bandiera, un gonfalone, prendere un manico di scopa, un
non so, il Mario De Avanga, qualcosa, quello che va bene tutto, ok? E metterlo fuori da casa vostra. È importantissimo perché noi facciamo parte di un popolo, siamo un popolo e il gonfalone, quella bandiera che vedete lì davanti, contiene talmente anche là, eccola là, scusa, non l'avevo vista, contiene talmente tanti simboli. È l'unica bandiera al mondo che contiene la parola pace. Se voi fate caso nel libro c'è scritto Pax Tibi Marce Evangelista Meus, che vuol dire la pace sia con te Marco. Marcos è San Marco, è il protettore di Venezia. Gesù è un leone che rappresenta ovviamente l'Evangelista, ma Gesù è un leone che ha le ali. Gesù è un leone che vola. Gesù è forte, ma vede distante, più che te voli in alto, abbiamo qua un pilota, più voli in alto e più vedi lontano. E ha un'aureola perché la santità, i valori, la giustizia, la verità, la libertà, l'indipendenza, sono tutte cose che ci scorrono nelle vene. L'indipendenza è nel nostro sangue. Allora prendete quella bandiera lì che è sacra e mettetela fuori dalle vostre case. E adesso lascio la parola. No, ve la cavate mica così, vi sedete qua. Loro sono timide. Prego. Ok, lascio la parola al nostro guerriero, Lucio Chiavegato. 2 parole per presentarti. Lucio Chiavegato è fra i della LIFE. Leggo perché non voglio fare gli stessi errori che ho fatto prima. Liberi imprenditori federalisti veneti. E ecco, ho sbagliato, sapevo che no, stasera delegato, vabbè, pazienza dai. È stato il promotore dei comitati 9 dicembre che sono stati erroneamente chiamati i forconi, ma invece sono 9 dicembre. È uno che quando c'è da dire no, è in grado di dire no. E non aggiungo altro, ti lascio la parola. Mi posso fare l'intervento in veneto, in russo o in inglese, scegliamo altri. Mi scelgo il veneto perché credo che dobbiamo cominciare anche a ciappare una coscienza di popolo e l'avvocato Fogliata ne ha dato tantissime nozioni bellissime, semplici e centrate in pieno. Perché quello che ne manca a noi altri in questo momento qua non è mia un partito, che l'abbiamo, perché stiamo facendo, come ha detto l'avvocato Morosin, il percorso tracciato dall'occupante. Perché? Perché 20 anni che dico no, 20 anni che quando che rogne che sono, anzi molte volte sono uno degli inventori delle rogne, perché la prossima volta che mi arresta gli dico le sta fogliata, dirvelo perché ribellatevi, quindi porta pazienza, quest'altra volta te mi difenditi e te si sta qui, mandate, te si mi confesso subito, ma dovevo veramente ciappare questa coscienza qua, in questo posto qua è fantastico, perché riscopriamo e ne dà anche un sapore diverso a quello che siamo qui a fare. Siamo qui alle sale civiche, però qua che è qualcosa di nostro, della nostra storia, e non è mia la storia, come dice gli occupanti, Leonardo da Vinci o il Carletto erano italiani, cioè italiani non può essere, Carletto non può essere italiano, non che era l'Italia, come Leonardo da Vinci non può essere italiano, ma era fiorentino. Cioè, gli ha travisato tutto quanto e continua, perché per occupare e tenere buono un popolo devi annientarvi la storia. E gli è riuscito come gli è riuscito a trasformare quella bandiera lì in una bandiera del partito. Pensate che noi siamo arrivati al punto che i nostri gazebo e banchetti non la esponemo neanche, perché sennò la gente la ne confonde come quelli della Lega
oppure Tosi adesso dà anche a lui la bandiera, tutti gonfano anche al PD, gli ha fatto una lista civetta con Leone, ma dico, ma vabbè perché sta sdoganando sto Leone che ormai tutti vogliono il Leone, la sembra che chi si trova il Leone, ma altri volevano qualcos'altro, altri volevano indipendenza, questa è la parola che la deve entrare nella testa di tutti, la deve essere chiara. Dovremmo essere chiari tutti e abbiamo tutti gli elementi questa sera per essere chiari con i nostri interlocutori. Infatti mi ho tradotto anche in veneto, quindi la prossima volta che mi parla di evasione mi l'ho tradotto in veneto e dico: Mona, versi gli oggi, va sul sito dell'Agenzia delle Entrate e guarda i colori, perché sicuramente non ti si può lesa, giusto? Bene, e che dico così. Perché qua lei, negli ultimi decenni, ne caccia pa in giro in bisogno. Ma amico, visto, sì, lo temo, dobbiamo lottare, ma mi so anche, e le ho provate tutte quante, quindi non è che dico, non so mica questa sera a dire ribelliamoci, andiamo in piazza. No, mica sono andare in piazza, che sono andare, le ho fatte tutte, con un curriculum di trasferimenti dei pubblici ufficiali che veramente, cioè, le tacche sul fusillo, una volta ognuno che te compavi, o le tacche di quelli che ho fatto trasferire da un colonnello della finanza, da un ispettore dell'USL, a un direttore dell'ufficio IVA. Perché? Perché è dei parassiti messi lì dallo Stato a tenerne buoni. È la minoranza, la maggioranza siamo noi altri. Quando noi altri capiamo che siamo la maggioranza produttiva per mantenere una minoranza parassita, il sistema implode. Quindi non sono mia questa sera, come vi dico, ben fogliata, qualsiasi sia il risultato, qualsiasi, noi altri abbiamo vinto. 30%. Noi altri vinsemo e abbiamo già vinto, perché stasera abbiamo già vinto qua. Perché stasera la gente deve venire fuori a ascoltare, ma cosa pensano che gli altri partiti gli riesca a far venire fuori la gente? La Moretti, Zaia, Tosi, sì, riempie i palazzetti per forza con tutta la gente che ha sistemato nelle municipalizzate, nei cimiteri, nei canili, i gente dappertutto. Guarda, il piglio palazzetto per forza, e deve andare lì perché sennò se ne ha stipendio, gli paghi per quello perché bisogna anche a loro quando vai in ufficio cosa hai da fare. E quindi quando uno te chiede 200.000 euro all'anno, quello lì sicuramente sotto e che ne ha altre 50 delle persone, quella è la ragnatela, e questi è italiani, tutti gli italiani, dal primo all'ultimo, compreso il signor Zaia, che noi diciamo il PR, perché la roba più eroica che ha fatto Zaia sta a fare il PR nelle discoteche, che vuole una grande capacità che meno ho. Quindi dobbiamo sdoganarli, dobbiamo dirle in faccia, quando ne dice ma mi votaria però vinse la Moretti, ma l'abbiamo vista la Moretti, ma avevo paura della Moretti, guarda, cioè la Moretti, quali danni può fare la Moretti? Una bella risposta, e di sì. Quali danni può fare la Moretti che non sono già stati fatti fino ad ora? Non stiamo mica qua discutendo del futuro, il futuro può essere, magari uno nel programma dice, quando sarò eletto presidente della regione farò passare il treno ad alta velocità in tutte le stazioni. Insomma, è impossibile, però non si può mica prevedere il futuro, ma il passato possiamo leggerlo. Quindi basta che prendiamo il programma elettorale del dottor Zaia di 5 anni fa, non quello di adesso, non quello di 5 anni fa, quindi sì, tirami fuori il programma dei 5 anni fa che te avevi fatto, le promesse che ti avevi fatto, quante ne hai mantenute? 0. 5 anni fa prometteva, ancora 5 anni fa, autonomia e trattenere le risorse nei comuni e nella regione. Mi sembra che i nostri comuni siano abbiano più soldi negli ultimi 5 anni. Mi sembra che la nostra regione abbia avuto più risorse, le un continuo tagliare.
e dopo ti dice ma è Roma che ce li impone. E allora cosa stai a farli? Le come che l'avvocato Fogliata va in tribunale per difendermi e dopo dice ma chi ha legato meno che la fulmina difenderti però. E allora che dico cambia mestiere. E se ti deve fare il presidente della regione e ti prometti autonomia e in 5 anni non ti porti a casa 0, anzi sotto 0, vai a casa. Questo dovrebbe essere una normale democrazia. Ti fai un programma, ti vieni votato, se non mantieni il programma te vai a casa. No, dopo 5 anni mi propone la favola dell'autonomia, tutti, autonomia, la Moretti, la Tosi, Zaia, i 5 Stelle, tutti votarono autonomia, tutti quanti. Noi non volevamo mia autonomia, io non volevo mia autonomia, ma non volete essere come Trentino Alto Adige? No, risposta no. Perché dobbiamo essere come Trentino Alto Adige? Che non ne saremo mai, perché dopo queste qua e finte promesse, perché quando è là ritornerà la solita disco rotto. Volevo farlo, ma non ho le risorse. Avevo detto, ma non posso. Quanti anni è che sentiamo queste robe qua? Ma potremmo ancora fidarsi di sta gente che da decenni inedise queste robe qua e noi ne manteniamo una? Potremmo? No. E dovevo dirglielo anche di 4, scusate, insemenii, perché bisogna dirglielo, perché a questo punto è una questione non politica ma psichica, perché bisogna farli curare. E quando vedo psichiatrica, quando vedo uno della Lega che mi viene a parlare di Padania, io ho fatto la festa la settimana scorsa per fare il candidato di Verona, e che abbiamo fatto 600 persone. Credo che era risolto mangiare gratis per tutti, quei tempi che corre, uno va a mangiare, come andare ai miei, torna a mangiare, anzi portamene a casa nella scritta, visto che sono sempre in giro, qui tornare con lo magno. Cioè, questi qua si compra il voto con i risolti. Questo è il tema più importante, più solido che ha, è il risotto gratis. E dopo dice la serata, cioè, usavo di era buono il risotto, cioè, siamo così, allora qua si tratta di fare una scelta, volevo barattare la nostra vita, il nostro futuro, i nostri figli per un piatto del risotto. No, grazie, dicevo, il risotto me lo pago e quando saremo indipendenti, dopo sia polenta, gran seole, tutto un po', sarda in saor, ma qua ne sta offrendo un piatto di riso quando dall'altra parte avevamo aragoste, caviale, champagne o prosecchi millesimati e qua ne offre il piatto di risotto col bicchiere di lingue da spina. Cioè porta pazienza, questo dobbiamo basare oggi. L'indipendenza vuol dire questo, ma vuol dire anche rifare tutto quanto, riscrivere la storia. Cosa può esplodere nel Veneto quando saremo indipendenti? No, sì, quando lo 0,5% previsto di crescita annuale, ma dove? Da quando abbiamo cominciato questa trasmissione, questa riunione qua, sapete quanto è aumentato il debito pubblico? 15 miliardi. 2.000 euro al secondo l'aumento. Quindi è meglio che finiamo in prestito, se no qua si va in i numeri, potremmo discutere dei programmi, ma la matematica non si può mica discuterla. 2.300 miliardi di debito pubblico che abbiamo. E questi qua parla di dice bloccheremo il debito pubblico non tagliando le spese e nemmeno aumentando le tasse. Scusa, e come allora? Non lo dobbiamo capire. È una spesa pubblica che è assurda, non gli ha tagliato niente della spesa pubblica. Tutti d'accordo, basta dare la colpa ai comunisti, se poi la Moretti è comunista, se non parla, perché dire che la Moretti è comunista è un insulto ai comunisti. Quindi ho degli amici comunisti in Russia che mi parlavano tanto dei capelli, che mi ha sempre detto, uno lavorava nel KGB, mi ha detto se i vostri comunisti che fosse qua adesso al tempo dell'Unione Sovietica saremmo tutti nei gulag in Siberia a spaccare giasso, perché che mandavamo là le teste calde e quelli che non
quello che aveva da lavorare, quindi si aveva tutti là. Quindi anche il comunismo che aveva i suoi aspetti positivi. Quindi non potremo più correre a questi lanci pubblicitari. Basta, dobbiamo essere chiari. Dobbiamo essere chiari e dire noi altri no, la carità non la volevamo più. Abbiamo l'indipendenza. L'indipendenza non siamo mica la Bosnia o altri, o il Kosovo, che il Kosovo vuole diventare indipendente. E adesso nella Macedonia, pensi alla Macedonia, che era una repubblica ex jugoslava, che è un territorio della Macedonia che sta lottando per la sua indipendenza. Me l'ha detto un muratore, che è il mio amico, Macedonia, mi ha detto, sai che quel territorio lì? Cioè, l'Italia è unica ed indivisibile, non si può. Ma scusami, ma quando hai fatto sta villa qua, era forse l'impero austro-ungarico? Quando hai fatto sta villa, dico, era la Repubblica Veneta, magari anche l'impero austro-ungarico, sicuramente dall'altra parte. E non mi pare che non vi sia più l'impero austro-ungarico, e sicuramente nella Costituzione dell'impero austro-ungarico era unico ed indivisibile, come che era la Prussia, che era unica ed indivisibile, come che era lo zar, i territori. E non vuole cambiare, tranne i 4 cadaveri che è a Roma, giusto, i 4 mummie che è a Roma, che ti dice che ti fa le parate, che ancora sta lì giustamente a lottare per il 25 aprile, il mio, il rosso, no, il nero, i partigiani, sì, è bello, non mi interessa più. L'indipendenza, far tornare questo territorio qua indipendente, diciamo che la gente, no autonomo, indipendente, ma siete troppo piccoli. Mi sinceramente le 6 mesi che giro il Veneto fa 10.000 km al mese, secondo me è anche massa grande. Lo dico perché da Belluno a Rovigo, da Peschiera a Porto Gruaro viene da girare, Camassa. E come non siamo troppo piccoli, non ve la faremo mia? Ma capite in mente cosa che avremo qua? Non avete materie prime. Vabbè, allora la Svizzera ha le materie prime, non mi capito. La Svizzera è fuori dall'euro, se andate fuori dall'Europa, se andate fuori dall'euro, ci sarà la fame, la pelagra ancora qua. Infatti che la Svizzera è fuori dall'Europa che era veramente, sono stato 15 giorni fa a Lugano e a casa a Monte Carlo, quello è piccolo, Monte Carlo, piccolo, una crisi era, è fuori dall'Europa, mi fa parte, cioè una crisi, erano tutte queste barche. Guarda, l'aeroporto veramente era una roba. Scafisti. Allocato anziani che l'ho vista nei bidoni, le Zonda, Maserati, Ferrari, Lamborghini, tutte con impianto a gas, perché mi dicono, cioè, ma di cosa ne stai parlando questi qua? Di cosa ne stai parlando? Quali balle ne racconti? Dall'evasione fiscale a noi che la femo alla grande, no? Veneto indipendente, primo anno, non 0,4% di Renzi, che vuol dire meno 3%. Veneto indipendente, primo anno, Union Camere, no? Che ha legato un rosino fogliata, Union Camere più 12%. Una crescita che neanche le tigri asiatiche gastano qua, perché abbiamo tutto qua. Abbiamo l'eccellenza in tutto, perché? Perché 1100 anni di storia una forgiata che siamo buoni da lavorare. Siamo buoni da lavorare dai mobili, alle scarpe, agli abbigliamento, alle macchine di gelato. Siamo buoni di fare tutto. Senza materie prime. Devo comprarsi delle materie prime. E se proprio noi ne golmina l'euro, stiamo qua fuori. Non mi ha problemi. Sceglieremo altri dopo, se stargli o no. Stappiamo i zecchini, i ducati, qualcosa, stappiamo. Anche in Svizzera, il franco svizzero, le buoni suni. Di cosa parli? Che avevamo tutto quanto, la scelta adesso le nostre. Quindi stasera
oltre ad ascoltare i bravissimi relatori, uno che parla alla testa, uno che parla al cuore e uno che parla alla panza. Gli dice sempre: bene, adesso cominciamo e ci fanno nozioni di tutto. I protagonisti questa sera non siamo mica altri relatori, siamo voi altri. E quando facciamo un applauso è per voi altri, perché si voi altri portavoce di quello che avete sentito stasera. Dovete andare fuori stasera convinti che la femo e dire a quei altri, ci parli, quei che dice ma mi non voto mia, e che credo, che capisco, quei che dice non voto mia, perché è il terzo governo che fa, non ne ha chiesto niente, abbiamo un Senato illegittimo, abbiamo la Corte Costituzionale che abbiamo amato, 300.000 euro, 7-8 pensioni, abbiamo sta gente qua, io capisco la gente che la sega disilluso, che non abbia più passione. Neanche a me, guarda che mica io non voglio votare, adesso come muoio mi tocca pensare il certificato elettorale per andare a votare. Lo tireremo fuori perché loro non voi miei che noi se ribelliamo bene, usiamo la sua strada, facciamo una X là, mandiamo dentro un musino e chi andrà dentro? E dentro nel Consiglio regionale del Veneto, mica mia da avere paura dei 5 Stelle, e da aver paura delle 5 comete che stiamo vedendo anche, delle 5 cose a cui basta con questi inutili cadaveri che abbiamo mandato lì. La donna San, questa eletta qua a Vicenza, sta gentaglia qua, incapace, che non ha mai fatto niente, e via a dirne noi altri cosa dobbiamo fare. Stamattina oltre al Marcasso anche a un funerale a Padova di un mio amico che era mia Alife, perché noi altri siamo come amici dei Naia, perché abbiamo fatto tante di quelle battaglie e che era la sua donna lì che diceva quante che ne abbiamo fatte insieme, tante, e lei era fiera perché erano le nostre bandiere lì ancora, e ha detto che ne avevi fatte tante perché lui parlava sempre di queste robe qua e dovevamo farle ancora, alzare la testa, guardarli in faccia, perché se ti guardi in faccia questi che ti vengono dentro nelle aziende gli le sbassa, perché gli fai grandoni, perché che veda che abbiamo paura quando ti guardi in faccia, non che mi è da menarli, che da guardarli in faccia e dire che guarda che mi è tuo stipendio, lo fa un mite che dici. Lo fanno altri, siamo arrivati all'assurdo che paghiamo i nostri persecutori, noi altri, gli paghiamo noi altri e anche che facciamo riverenza. Basta, devo guardarli in faccia e se io come lei, ma dopo se ne ciappa con me, non è vero? Non è vero perché con quelli che conviene a me, da quando sono partito, vabbè sono stanca, comunque una pausa, vedremo le spare, ma quella che sta un paio. Ma dico, gli avrei dovuto fusilarmi 40 volte con quelle che avevo fatto. E invece sa Dio come funziona? Debole con i forti, forte con i deboli. Quando uno rompe le scatole, si va a decidere se andare a bere il caffè gratis in una pasticceria che le offre sempre, la classica pattuglia della finanza che arriva e fa colazione, guarda, mi pagano. Quell'altra parte magari e che dice no, questo te paghi la brioche e il cappuccino, bisogna stare attenti perché qui se le ciappa. Non è vero, perché quelli quando ti detto così va da quello che le offre il caffè e il giorno dopo gli va col suo amico e la settimana dopo che va a sua moglie a bere caffè, cappuccino e a casa si porta a casa le pastine. Io sono la moglie, a fine anno se ne fai conto delle pastine, brioche e cappuccini che ti ho offerto, come a pagare la multa? A te costa manco, è vera, le ho dato del fatto, però se te che dici no, te paghi, te tira via, e sti qua da dove vieni? D'altronde mi fa sempre conto, se te vai dentro da uno, te che dici, te mangi, te bevi, no, guardi, gratis. Una volta no, voglio pagare, no, gratis, magari uno che ha un po' di senso del pudore, ma se dai una volta, dai due, dai tre, dice vabbè qua io offro tutto, porto a casa. La colpa non è mia, sua, la colpa è nostra e tutto quello che è successo finora in questa terra non è mia colpa di Zaia, della Morenti,
di quell'altro, dei Galan. No, la colpa è nostra. Dobbiamo ciappare lo specchio e guardarsi e dire la colpa è mia. È quello il problema. Perché abbiamo concesso tutto noi, perché per anni andasse a ben Galan. Non sarà tutti che rubavano, sarà anche qui del parcheggio di Piazzale Roma a Venezia che li rubava tutti, cioè fatto le piere in Istra per portarle qua, cioè che non mia piere qua altri, ha dato le piere in Istra per buttarle su Mose. 1 miliardo la porta via, su 7 miliardi di euro, uno che ne sparì, non se ne ha accorto nessuno. Non se ne ha accorto nessuno. Zaia, che era vice di Galan, non ha visto niente, è un caso isolato, ma secondo voi resta solo Galan, che adesso dei arresti domiciliari che c'ha sempre stipendio, e tutti collusi, tutti, la destra e la sinistra, non esiste, lei è una favola, appartenere divisi per fare le guerre, Juve contro Torino, Inter contro Milan, il derby, e loro tutti schieri a destra o a sinistra, e loro in questo sistema qua continuano a vivere. Perché glielo permettiamo noi altri? Perché siamo ancora convinti che la Moretti la sia contro Zaia, che Zaia sia contro la Moretti, che Tosi sia quel che vi guasta. No, quella lì è Italia, tutto il sistema italiano, destra e sinistra non esiste più, ieri solo Parmagnano. Ieri Parmagnano perché ti vedi quando vuoi trasmissioni televisive, che viene sempre qualche mio amico che si senta lì, quando accende la TV, quando accende il puntino rosso della ripresa, i baruffa, i fa che le baruffe, e se ne dice su ti comunista, ti fascista, e da casa, guarda, il Iacantè, come la donna sa che la voluto fare la sua exploit. Ho detto aspetta che vado a sgagnare chi ha begato, casca male perché peso non lo poteva cagare. Mi ha detto mi sono vergognata per voi. Quando andavo in giro per l'Italia mi dicevano ma cosa fanno i tuoi amici veneti là col carro armato? Così l'hanno detto, convinta che mi stesse sito, perché le mie abituate ad avere quello che gli dice in faccia, non si dice mai in faccia. Si manda a dire, e mi ha detto scusa Martino, ho detto mi è vergognato, ho detto del tuo capo, ho detto che le sta beccando quelle tangenti del Mose, e lì la sega sgonfiata tutta, sì, ho detto mi sono vergognata, e io mi vergogno più del tuo capo, ho detto, che non fa mica sono in galera, ho detto parla Italia, veramente, e sta sita, e alla fine trasmissione, e viene a darmi la mano, ti ha beccato, te la do mia la mano, corri, poteva no. Chi parla di andare a mangiare insieme, di andare fuori, di fare un weekend insieme, ed è così un teatro e basta, tutto artificiale, partegnerne, divisi e corre al trio del qua e di là. Stasera, mi scusate se ve lo dico, ma anche un compito che è fondamentale, l'indipendenza non vi portiamo via noi altri relatori o candidati, guardate che mettiamo tutto, che mettiamo anima, corpo, Morosini ancora da mattina alla sera, cammina avanti in trio, ma lei non è altri che dobbiamo alzarsi, non dobbiamo più pensare alla rappresentatività, io ti do mandato di portarmi l'indipendenza, no, l'indipendenza non vi portiamo via noi altri, dobbiamo dargli tutti e dobbiamo ciappare la gente, che abbiamo 20 giorni ancora, 25 di tempo per svegliare la gente. Dobbiamo tutti farsi portatori, togliere su materiale, c'è me, fare riunioni, guarda che sicuramente tanti candidati, c'è me un candidato di ascolta, viento lì che con 10 persone della mia via, fermo queste riunioni, abbiamo 25 giorni per cambiare la nostra storia, perché da lì sarà la partenza, e non è mia per mandare dentro Morosino che ha legato in consiglio regionale a fare gli assessori, a dire che Zaia ti do l'appoggio se mi dai l'assessorato alla sanità, non ne frega niente noi di assessorati, mi interessa andare dentro, piantare un gioco in quel palazzo lì che era da venire fuori un crepo che non finisce più, perché è quello, dobbiamo fare un segno su quella vetrata lì, lo stiamo già facendo, perché mi sono orgoglioso, perché dopo 20 anni, cavolo, quante riunioni da cantine, da nascosti, perché
che la gente si vergognava, oddio, peta, cioè 20 anni fa saremo nella preistoria, le serate qua che ti sognavi e adesso gli fermo, parliamo di indipendenza tutti i giorni, quella parola di indipendenza, disila 10 volte al giorno, quando uno ti saluta, ciao come stai tu, indipendenza, no ma è vera, come la bandiera nostra, mettila fuori, questo della Lega no, indipendenza. Dobbiamo sdoganare tutte queste robe qua, perché io ho paura e represse che viene i carabinieri a casa mia, no, non viene mia e va dall'altra parte. Io vado dall'altra parte perché la bandiera di fuori vuol dire lì che è la casa di Dio, un Veneto che è cosciente di essere Veneto. E il gas, le balotte piene così dell'Italia. Quindi la semestare, scrivi sotto la semestare, chi dà da capire che siamo caldi, lei e altri, e dobbiamo metterla tutta. Ma veramente, guardate, dobbiamo tirare fuori tutto, togliere ferie, fare quel che vuoi, anche gli imprenditori che dico, basta non vuol tempo di lavorare, non vuol tempo, ma non tenga tempo di fare cosa? Che qua stiamo lavorando per far debiti, con 70% di tassazione, neanche Gesù Nazareno non riesce a fare impresa in questo stato qua. Te ne senti tutti i giorni, mi chiama, ormai non so più cosa fa, mi dice, diventa un avvocato poi in Italia, non serve più perché le regole le scrive gli occupanti, e se domani fa la legge che ti ciappi la multa se ti metti la bottiglia qua, e fuori costituisce l'ufficio, controllo bottiglie sul tavolo, dove il direttore, il vice direttore, il consiglio di amministrazione, gli ispettori, e ti dice questa, la sua bottiglia è tutta, e che vede l'avvocato, e l'avvocato ti la multa, la legge, basta, fine, la funziona così, ma bisogna farli scappare via questi qua, farli scappare via imprenditori, deve essere veramente la colonna portata di questo cambiamento qua, perché siamo noi altri la spina dorsale. 23 miliardi che lasciamo l'anno ai nostri occupanti, 23 mila milioni di euro, e dopo siamo evasori, e con cosa mangi di loro? Con che? Con il gettito fiscale di che? Qua c'hanno soldi, chiediamo soldi e tutto noi qua, e che abbiamo la possibilità di fare quel che volevamo. Con un Veneto indipendente lo facciamo saltare questa regione qua, che la Svizzera se la compriamo noi altri. Se facciamo il porto a Padova, non scherzi, sappiamo cosa è 23 mila milioni di euro ogni anno che lasciamo a Roma? E se facciamo il Veneto, quando faremo il Veneto indipendente, le imprese che da via le torna, ma non dobbiamo mica ragionare ancora più imprese, lavoro e basta, dobbiamo cambiare sistema di vita, sistema di visione della vita, perché la vita non è mia fare ancora capannoni, la vita le ciapaste vite qua, ristrutturarle, fargli vedere al mondo che abbiamo queste robe qua, che abbiamo nella Riviera del Brenta, a Venezia, che abbiamo tantissime di queste ville qua che non sono neanche le burger che gli diventano capannoni, poi trattori, cioè, e allora dobbiamo vivere di queste cose qua, prima regione turistica d'Italia, e col Veneto indipendente sarà prima d'Europa, abbiamo mare, monti, colline, laghi, vini, prodotti agricoli, cos'è lo che ne manca qua? Per fare una vita degna di essere chiamata vita, la vita non è mia. La vita brava, la vita non è mia starsi la mattina alle 7, andare a casa a mezzogiorno, mangiare di corsa, correre a lavorare, tornare a casa la sera alle 8 con i pensieri di pagare le ricevute. Quando uno ti dice sono contento sto mese perché ho pagato tutto, io te che dai tu schiaffe, te che dai essere contento, te che dai essere contento, se devi guadagnare è giusto. Siete fatto una vita bella, sapete che tempo di andare in giro porto moglie, porto fioi, di portarvi a vedere la partita di basket, questa è la vita. Oggi sono la partita di basket di mio figlio, chi ha legato che cazzo l'ho fatto? No, se mio figlio da 9 anni legava la partita di basket, metto col tempo e che vuole alle 4 del pomeriggio, questo è viva. No,
non posso mia, a ci viene rimasti i fiori qua, a ci mettiamo là, pensai ai danni, al danno sociale, oltre che economico, che ne fa l'Italia. Stiamo rovinando generazioni qua. Non è più tempo per i fiori, famiglie che si despa, uno va di là, i problemi economici si riversa tutto su questo. Il nostro obiettivo deve essere assomigliare alla Svizzera, alla Danimarca, no? Stiamo meglio della Tunisia, ma sta a peso, dopo vedere le classifiche, primi nelle robe peso, ultimi nelle robe meglio, in tutto. Ma che paesi che sta peso del 90? Sono sicuro, che mica quando vuoi in Cecenia sta peso. Ogni tanto spara con la raffica del Kalashnikov, sta peso, sì, sono sicuro, ma non vuoi mica paragonarmi a qui? Mi vuoi paragonarmi ai danesi che alle 4 del pomeriggio di sera, chiuso 8-16, lavoro 8 ore continuate, va a casa Paron e anche operaio. E va a casa, uno va a giocare a tennis, uno a golf, uno va in giro con soffioi, uno fa giardinaggio. Ma detto ai miei clienti, ma non fate giardinaggio voi in danese? A voi ti tiro di chiede a rasieri che muore anche le piante. E siamo schiavi di questo sistema qua, dobbiamo liberarsi. Nel Veneto indipendente sarà questo. Basta capanoni, gli buttiamo su i capanoni e dobbiamo lavorare sull'eccellenza. Che abbiamo un mondo nuovo che sta nascendo, che non è che la Cina, i miliardari in Cina, in Russia, in paesi che prima erano poveri, che vuole la bottiglia di Amarone. In Russia la bottiglia di Amarone da 20 euro, li lava i pavimenti. Se te che dai quella da 400 euro o da 2000 euro, te le compra. E abbiamo un mondo che cerca le scarpe della Riviera del Brenta. La regina d'Inghilterra deve farsi le scarpe qui. Lavoriamo su quello. I gecko che spende i soldi, cosa vogliamo fare la concorrenza ai cinesi, non anche sotto scala? Se chi fa i cinesi le bamboline di quelle che camminano, non mi ha fatto quelle no altri. Se chi paga i turchi i mobili quelli da 20 euro, abbiamo l'eccellenza, guarda, chi paga dall'Arabia allo Yemen e tantissimi, e siamo buoni di farlo, ma questa Italia qua. Finché siamo in Italia, le aziende d'eccellenza che sta scappando via per Luxottica, Luxottica la Segasto fa, la Ferroli a San Bonifacio, 800 dipendenti a casa. Questa è la realtà, altro che ripresa, job act, una cosa. Qua siamo piena picchiata, caduta totale, non sentiremo mica su questa cosa qua. Questi in espolpa, mi ha detto bene Alessio, finché che ciccia, finché ne vede l'orso brillante, questi te cava come i piranha, te cava tutto perché? Perché oltre ad essere occupanti e anche stupidi, perché non è gente che occupa, anche inglesi occupanti, però siamo di lavorare. Questi qua invece sono talmente stupidi che la vacca gli fa morire invece le mosa là. Gli fa morire, e continua a più latte. Io mi capito che muore la vacca, muore il calore. Ma noi non possiamo mica stare ad aspettare il giorno che dire, oppure quei che dice la va ancora ma sa bene. No, non bisogna mica aspettare che la vacca mai, perché se la andrà mai quando la vacca la muore, morremo tutti. La vacca dobbiamo tenerla sveglia, dobbiamo svegliarla e dirglielo, svegliati. Va a votare, cambia sto anno qua che possiamo, diciamo, perché guardate che non ne abbiamo tante altre possibilità, ve lo dico, combatteremo sempre, migrerò nel sangue, ma se perdiamo sto treno qua, basta, perché negli ultimi 5 anni, vi ricordate come era da 5 anni fa, che cominciò la crisi 5 anni fa, se non è così, boom, e altri 5 anni di questa occupazione qua la porta alla fine, sarà un disegno, sicuramente sarà un disegno alto, europeo, sarà voluto dalle altre sfere, ma noi non ne frega niente, siamo la maggioranza noi, sveglieri fuori, temosela fare e se ritroveremo tutti al 31 di maggio con la voglia di ritornare ad essere veneti, orgogliosi di essere veneti,
e di dire all'Italia basta. Grazie. La serata è finita e spero che andiate a casa caldi e orgogliosi e che vi sia servito. Io per correttezza, per coscienza, devo dirvi una cosa, ve la devo confessare. Vi abbiamo inoculato dentro stasera il virus dell'indipendenza. Quel virus. Sapete perché siamo destinati a diventare indipendenti? Perché una persona che non sa, un veneto che non sapeva di essere indipendente ha due possibilità: o rimane incosciente, quindi dice no perché è giusto l'Italia, oppure si risveglia, come spero accada anche voi stasera. Nel momento in cui accade quel risveglio lì non si torna più indietro. Quindi ce ne fosse anche solo uno al giorno che capisce, siamo destinati ad aumentare. Nessun indipendentista, passatemi questo termine anche se non è bellissimo, domani cambia idea e dice no, però sarà meglio l'Italia, dai, cioè pagare le tasse in fin dei conti, ma no, poche, tante, ok? È una cosa dalla quale non si torna indietro, perché stiamo parlando di realtà, stiamo parlando di stato dell'arte, come si dice, di cose di fatto, chiaro? Ecco, io in coscienza volevo dirvelo che vi abbiamo fatto questa cosa questa sera e devo dirvi anche che non c'è risotto, però è organizzato comunque un piccolo rinfresco fuori se volete, e se volete dare un'occhiata alla villa appunto c'è la possibilità di farlo. Vuoi dire qualcos'altro? Devo solo dire una cosa che ho detto, non è per tutto quello che siamo lì a fare, non abbiamo mica rimborsi elettorali o finanziamenti da Roma, lo fermo con i nostri soldi, con le nostre, e ripeto ringrazio ancora tutti quelli che hanno organizzato questa serata qua e anche Stefano e il nostro regista lì, perché lì è qua, naturalmente gli dà un stipendio altissimo, apposta, perché siamo tutto volontariato, se ne dasina ma può fare offerte anche che dei gadget, comprare le bandiere, mettile fuori da casa, denne una mano perché veramente stiamo lottando contro, e questa qua è proprio una lotta di Davide contro Goliat, perché questi qua i mezzi, tutto, i butta soldi nelle televisioni, dopo gli invita e ne dice perché non desio in televisione? Perché ne vuol mia, perché questi qua gli lascia solo 30, 40, 50 mila euro di pacca tramite pubblicità magari occulte e dopo gli invita, invece no adesso mi inviterà solo per la par condicio. Quindi dobbiamo qualsiasi aiuto non desidero, lo dico proprio di cuore, tieni una mano, comprare dei gadget, così quello che puoi fare, ma felo veramente, e soprattutto quando si fuori da qua, così da apostoli e predichi il verbo perché possiamo farla e dobbiamo farla.